Samandramanna è situata nel Monte Acuto presso il territorio di Tula. Il sito è costituito da un altopiano che termina con un dirupo roccioso che si affaccia sulla fertile pianura attraversata dal Rio Mannu Coquillas, che vediamo in sottofondo. Il pianoro è delimitato da una muraglia megalitica che abbiamo intravisto nei precedenti filmati. L'ipogeo è costituito da una parete rocciosa che si apre su un ipogeo bicellulare con portello quadrangolare d'ingresso sopra elevato sul piano di calpestio. La muraglia è delimitata da un doppio paramento di massi poliedrici con faccia a vista appiattita, scheggioni di ammorsamento e inframmezzata di pietrame più piccolo. Il monumento ha una lunghezza complessiva di 188 metri, di cui 120 sono costruiti sul pianoro e 68 lungo il precipizio. L'ipogeo presenta altresì una tomba di giganti a circa 100 metri dall'ingresso alla muraglia. Vi è questa tomba di giganti lunga 18,25 metri e larga 6 metri, con lunga camera rettangolare. A circa 100 metri da questa sono le strutture di una fonte che doveva assicurare l'approvvigionamento idrico per la comunità, ma costituiva anche luogo per rituali di iniziazione, per il culto ad una divinità ctonia dispensatrice di vita e salute, a cui si deponevano offerte che facevano fiorire intorno al santuario. In alcuni punti la muraglia si conserva con 5 filari di pietre subrettangolari, in altri con conci poligonali. A una certa distanza dal paramento esterno della muraglia si individua un filare di pietre di incerta interpretazione. All'interno della muraglia si delinea un circolo irregolare di pietre di cui residuano fino a 2 filari alla cui sommità tra 2 grandi conci subtriangolari a fiammifero interpretati come 2 menhir rovesciati si trova un concio a contorno subrettangolare simile ad una stele. Questo è praticamente il sito archeologico di Samandramanna in territorio di Pula.